La ricetta della candidata alle primarie Simonetta Rubinato per risollevare l'economia del Veneto. La prima cosa è per esempio che la Regione paghi con puntualità le aziende che lavorano, che erogano servizi per la Regione. Sto sentendo tragedie in giro di aziende che rischiano di chiudere perché non arrivano i pagamenti puntuali. Per le aziende che invece non sono fornitrici della Regione, prosegue Rubinato, occorre mettere ogni risorsa economica e non dalla parte della libera impresa e del lavoro, essendo realmente al fianco degli imprenditori. Per esempio aiutiamo gli artigiani rifinanziando i consorzi Fidi. Le piccole imprese devono poter accedere ai consorzi Fidi, chiamiamoli così ex articolo, cioè ex 106, perché gli altri sono costosi e proibitivi. I bandi regionali non possono essere proibitivi per le piccole imprese che abbiamo sul territorio e non si possono continuare a gestire con i click day. In 30 secondi finiscono le risorse ed è una lotteria e non un investimento sul futuro. Al centro vanno dunque messi l'artigianato e la microimpresa che costituiscono la maggior parte del nostro tessuto produttivo, conclude la candidata governatrice, un modello nel quale la Regione ha competenze importanti. Il Veneto può ripartire e può ripartire alla grande, io ne sono profondamente convinta, non siamo periferia dell'impero, siamo centro dell'Europa e possiamo tornare regione trainante per l'Italia e prestigiosa in Europa.